Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live play del vostro maghetto veneziano. Oggi parleremo delle tempistiche per gli avvicinamenti, per realizzare qualche rito operativo e per le cose farlocche che si sentono in giro o per le cose farlocche che la gente si immagina ma che poi non sono realistiche sul tempo. Allora voi dovete pensare che c'è gente che studia fino a 30 anni per un'attività che poi magari non farà mai, magari studia da veterinario e poi va a fare il missionario, studia da, come si suol dire, dottore e poi va a fare il contadino, perché io conosco gente che ha studiato per aiuto sociale fino a 30 anni, 28 anni, e poi è andato a fare il contadino e cura le capre. Allora, perché vi dico questo? Perché alcune volte si leggono sui social in 6 giorni, 28 giorni, ti faccio camminare sull'acqua, risuscito i morti, insomma, questi spot pubblicitari che lasciano il tempo che trovano. Allora, voi dovete pensare che quando si attiva una procedura di un rito operativo, bisogna cercare la data per avere, come si suol dire, le forze planetarie alle spalle che spingono nella direzione giusta. Ci sono delle date che capitano una volta ogni 6 mesi, quando si è fortunati. Chiunque vi promette che in tot tempo riesce a camminare sull'acqua, a parte Sai Baba, a parte Padre Pio, a parte altri, no? Che chiaramente non lo facevano per soldi, è chiaro che magari è un po' ottimista. Mi ha detto queste cose non le dice, però quindi quando voi partite da piccolini, volete diventare astronauti, studiate fino a 30 anni, no? E poi dopo vi rendete conto che il vostro cammino spirituale è diventare capraio o contadino, no? Perché si vede che magari da piccolini siete partiti col piede sbagliato. Beh, quando succedono queste cose ci si rende conto che per ottenere dei risultati bisogna sudare sette camicie, che dal cielo non viene giù nulla gratis. Quindi quando si cerca un giorno che porti delle benedizioni al rito operativo, no? Bisogna tenere presente che non è per il domani, ma ci vuole impegno, costanza, professionalità, competenze e tutto quello che il buon Dio ci mette dietro. Quindi, cosa vi dice Marietto? Quando sentite questi, non so io, operatori magici o paroline magiche, insomma, tutte quelle menate da New Age che vi promettono di camminare sull'acqua, che vi arriva l'abbondanza. Ma signori, ma se c'è gente che studia fino a 30 anni per una cosa che non farà mai, voi pensate che perché dite la parolina magica, trovate il parcheggio un colpo fortunato, che ci sono colpi fortunati, voi pensate che tramite un rito operativo fatto magari il giorno dopo che contattate il vostro esoterista, la cosa possa andare in foto. Io non dico che bisogna essere caduti ai piccoli seggioloni, il maledetto queste cose non le dice, ma se volete raggiungere i risultati, come minimo dovete aspettare il giorno ideale per avere le forze planetarie dietro le spalle che vi spingono. Quindi può essere che vi arrivi fra un mese, 6 mesi, un anno quel giorno. Quindi ci vuole tempo, pazienza e quando voi pensate di raggiungere la vostra amata, dovete avere pazienza, perché c'è gente che è 30 anni che magari studia per una cosa che non farà mai. Figuratevi se uno vi cade ai piedi, no? Perché fate un rito magari con neanche i pianeti alle spalle di benedizione. Perché non ho finito di dire il discorso che se non sono con voi, molti ovviamente potrebbero essere anche contro di voi. Quindi quando fate fare i riti così che il giorno dopo vi partono e vi mandano una foto con 20 candele, magari quel giorno lì, magari è il giorno fortunato e siete fortunati che avete i pianeti alle spalle, ma il 90% dei casi molto probabilmente avrete dei pianeti e delle costellazioni planetarie sicuramente a sfavore e già magari siete un pochettino meno fortunati del solito in quel periodo della vostra vita. In più vi
attaccate a un operatore che magari vi chiede una cifra iperbolica e vi fa anche un rito con le candele e con i pianeti sfavorevoli, beh, voglio dire, ci siamo capiti? Quindi per raggiungere certi obiettivi bisogna olio di gomito e l'olio di gomito non è gratuito, bisogna alzarsi ogni giorno massicci e incazzati, ma il marito queste cose non le dice. Perché se pensate che usando certe cose le cose funzionano, beh, fate come quelli che studiano per 30 anni, poi diventano dottori e poi si rendono conto che la loro volontà, la loro voglia era diventare caprai. E il vostro marito conosce casi del genere. Niente contro i caprai, ma hanno perso 30 anni della loro vita dietro libri che non useranno mai perché non era il loro karma. Quindi, onde evitarvi menate, che poi mi chiamate e dirmi ho speso soldi ma non funziona, ho speso soldi, tempo, e se vi sentite truffati, non è che siete stati truffati, è che chi vi ha fatto il rito non aveva le competenze per capire che per partire con un rito giusto, magari alcune volte bisogna aspettare anche 1, 2 o 3 mesi. Cosa che non è, ad esempio, con i sigilli di Salomone, con i sigilli di Mosè, sebbene bisogna sempre cercare il giorno ideale. Quindi, quando vi vengono a proporre di camminare sull'acqua, di risuscitare i morti, di avvicinarvi alla Torre Eiffel sotto casa, dovete pensare che forse magari il venditore di pentole si è riciclato e fa lo zutterista. Bene, cari amici. Grazie di avermi ascoltato e se volete un consulto il numero è lì. Grazie e alla prossima, ciao.